Ancora una chiusura per le gallerie di Moneglia a causa di cedimenti strutturali, traffico bloccato verso Deiva Marina. Firmata oggi l'ordinanza del sindaco. Il comune di Moneglia intanto investe 100.000 euro in lavori pubblici, un intervento in corso in località Sant'Elmo, punto di passaggio panoramico. Altri sono previsti in varie zone della città. Logo no slot per i locali virtuosi, tessera sanitaria obbligatoria per accedere alle macchinette e multe più salate. Sono i nuovi provvedimenti contro l'azzardo contenuti nel decreto dignità. Ad un anno dalla scomparsa, il villaggio del ragazzo ricorda Elio Garbarino. Lunedì 27 agosto, Santa Messa al centro di San Salvatore di Cogorno, serata di condivisione e commedia dialettale. Ultime rifiniture per le due formazioni in campo, domani allo stadio comunale di Chiavari per la gara di solidarietà per sostenere l'ANFAS e le famiglie colpite dal crollo del ponte di Genova. I giovani di San Pier di Canne a Villa Noce e i giochi insieme del villaggio del ragazzo, i due campi estivi protagonisti questa sera nella nuova puntata di Estate Giovani. Buonasera ai telespettatori di TG Oggi. Subito la cronaca in apertura perché il sindaco di Moneglia ha firmato questo pomeriggio un'ordinanza che stabilisce il divieto di transito nelle gallerie Moneglia Deiva Marina per motivi di tutela della viabilità e della sicurezza pubblica. A seguito degli ultimi sopralluoghi, infatti, è stato constatato uno stato di forte degrado della volta nel tratto compreso tra le località La Rocca Incatenata e Castellino nelle vicinanze del depuratore. I tecnici del comune hanno verificato come la volta della galleria sia interessata da una corrosione della struttura metallica di supporto, tanto da compromettere la funzione portante. Di qui la decisione della chiusura. Nei prossimi giorni si dovrà stabilire come procedere per la messa in sicurezza della strada in vista di una sua riapertura. E Moneglia intanto punta sul turismo e sulle vie di comunicazione, dal sottopassaggio in località Sant'Elmo alla strada delle gallerie e altro ancora. Continuano infatti i lavori pubblici nel comune che investe in totale 100.000 euro. Sentiamo il sindaco Claudio Magro che ha fatto il punto della situazione. Proseguono i lavori di manutenzione e riqualificazione di alcune aree nel comune di Moneglia. In particolare hanno preso il via i lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione della passeggiata bassa in località Sant'Elmo. Consistono sostanzialmente nel rifacimento della volta, del piccolo tunnel che c'è, della sostituzione della ringhiera e del rifacimento dell'illuminazione, per ridare una immagine davvero suggestiva a questo scorcio molto particolare del nostro territorio. Un altro lavoro che, come afferma il sindaco Magro, è in fase di consegna è quello relativo alla strada pedonale di Posato. C'è una strada che dal centro, dalla località Camogelin, conduce verso Lemeglio, una strada pedonale molto trafficata sulla quale è previsto un intervento di completamento e sostituzione della ringhiera e l'installazione di diversi punti luce a completamento di quelli già esistenti. Sempre nella zona di Lemeglio sono stati sospesi per qualche settimana, proprio in concomitanza del maggior traffico, i lavori di consolidamento della strada in corrispondenza del bivio con località Acquario, ma che riprenderanno e saranno completati nel mese di settembre. Per quanto riguarda invece la viabilità in generale, dopo gli interventi di messa in sicurezza della strada delle gallerie avvenuti nelle settimane scorse, l'amministrazione ha affidato un incarico per uno studio di fattibilità finalizzato ad una maggiore sicurezza per una delle vie più importanti di Moneglia. L'obiettivo è quello di ripristinare il segnale di telefonia che era stato installato nei primi anni 2000 ma che era stato poi rotto sostanzialmente tranciato in diversi punti da alcuni incidenti, e poi anche fare un primo intervento per quello che riguarda l'evacuazione dei fumi sotto il profilo dell'antincendio. Questa è una strada per noi fondamentale sulla quale abbiamo comunque una collaborazione con il comune di Sessi Levante e di Deiva, con i quali ovviamente siamo in contatto, ci siamo consultati, e questo studio di fattibilità è finalizzato proprio alla richiesta di contributo per l'effettuazione di questi lavori.
Con la politica amministrativa andiamo a Santa Margherita Ligure, un altro passo avanti per lo scolmatore. Nei giorni scorsi è stata infatti definita positivamente la procedura di VIA, valutazione di impatto ambientale, sul progetto definitivo aggiornato del canale scolmatore, notizia che troviamo sul nostro sito teleradiopace.com. Sono state individuate delle prescrizioni di carattere tecnico da osservarsi sia in fase preliminare sia in corso d'opera che a fine attività, che però non incidono su quello che è il progetto. Tra i punti si evidenziano due aspetti. I lavori non si svolgeranno durante i mesi estivi e sarà concordato un protocollo d'intesa con ARPAL per la gestione dei controlli sui materiali di risulta degli scavi e sui siti per il relativo stoccaggio. I prossimi passi saranno il passaggio in Consiglio Comunale a settembre per l'adozione della variante al piano regolatore generale e successivamente per le risposte alle osservazioni pervenute e quindi la chiusura della conferenza dei servizi intesa Stato-Regioni, procedura di cui una parte è proprio la VIA ottenuta. L'opera, i cui fondi 33 milioni di euro sono stati stanziati dallo Stato, una volta realizzata azzererà il rischio idrogeologico della città di Santa Margherita Ligure. La cronaca adesso, l'incendio divampato ieri in località San Bernardino a Sestri Levante ha avuto una piccola ripresa oggi nel primo pomeriggio. Il focolaio è stato domato grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco e al presidio della polizia municipale. Sul posto oggi anche una squadra dei VAB di Rapallo che resteranno sino al completo spegnimento. L'incendio ha interessato una pineta di circa mezzo ettaro. Per fortuna non ha danneggiato le abitazioni presenti in zona. Una squadra dei vigili del fuoco in mattinata si è recata anche a Cardini di Casarza Ligure per monitorare l'area colpita ieri da un incendio boschivo su una superficie di pochi e decine di metri quadrati. La situazione è attualmente sotto controllo, 4 i volontari antincendio che hanno operato per la definitiva bonifica del perimetro del rogo. E un altro incendio divampato questa notte intorno alle 4 in via della Chiusa a Sestri Levante. Le fiamme hanno danneggiato i cannicci di fronte ad un bar e annerito l'intera parete di un palazzo. Spiega il vice sindaco Pietro Gianelli: stiamo cercando di capire come si sia sviluppato il rogo analizzando i video delle telecamere di videosorveglianza. Vediamo proprio le immagini delle cause e degli effetti dell'incendio che si è svolto a Sestri Levante. A Rapallo, ancora cronaca, gli agenti del commissariato di polizia hanno rintracciato, arrestato e condotto in carcere a Marassi un 19enne straniero colpito da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Milano, in merito a diverse truffe commesse in Lombardia. In riferimento al divieto di balneazione emesso dal Comune di Chiavari per la zona del torrente Rupinaro, divieto che è attualmente ancora in vigore, Iren Acqua Tiguglio comunica che nel primo pomeriggio di ieri sono stati risolti i problemi che hanno causato questo con un intervento alla rete nera di Corso Buenos Aires che generava un travaso nella rete bianca che scarica nel torrente. In grafica vediamo proprio l'area che è interdetta in cui al momento vige l'ordinanza di divieto di balneazione. Continuano i lavori di rinforzo strutturale dei solai in legno delle scuole, delle aule delle scuola media della Torre di Chiavari. 6 in tutto i locali oggetto dell'intervento: la segreteria, l'aula insegnanti, l'aula studenti e la presidenza, che verranno portati a termine entro l'inizio dell'anno scolastico. In 4 aule sono state inserite delle lamine in fibra di carbonio per limitare la deformazione del legno, mentre un'aula adibito a ufficio amministrativo con relativa volta e affresco necessita di un intervento mirato e predisposto dall'alto. Verranno infatti demolite le piastrelle del locale collocato al piano di sopra e inserito un massetto armato con connettori per creare una soletta in cemento armato alleggerito. Intervento quest'ultimo che sta aspettando il via libera della sovrintendenza. In questa mattina intanto si è svolto un sopralluogo da parte degli uffici tecnici del Comune accompagnati dal sindaco di Chiavari. A breve partiranno interventi di riqualificazione anche per i 2 plessi delle scuole Mazzini. Complessivamente per le scuole cittadine il Comune ha messo quest'anno a disposizione una spesa superiore ai 3 milioni di euro. E ora spazio all'economia, torniamo a parlare del decreto dignità approvato in via definitiva dal Senato. Diverse le misure contenute nel nuovo documento in materia di gioco d'azzardo. Le vediamo nel nostro sportello del giovedì. Con il decreto dignità arriva il logo di Stato no slot per i bar, gli esercizi pubblici e i circoli privati che eliminano o si impegnano a non installare macchinette da gioco. Il logo è istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico e sarà rilasciato dai comuni.
Sarà obbligatorio utilizzare la tessera sanitaria per poter accedere alle slot e agli apparecchi da gioco, in modo da impedire l'accesso dei minori. Dal 1 gennaio 2020, inoltre, gli strumenti privi di meccanismi idonei ad impedire l'accesso ai minori dovranno essere rimossi. La violazione sarà punita con sanzioni pari a 10.000 euro per ciascun apparecchio. Il Ministro dell'Economia, d'intesa con il Ministro della Salute, condurrà un costante monitoraggio dell'offerta di gioco, anche attraverso una banca dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione sul territorio, riferendo annualmente i risultati. Inasprite le multe per chi non rispetta le norme sul divieto di pubblicità di giochi d'azzardo e scommesse. Le sanzioni passano dal 5% al 20% del valore della sponsorizzazione, che comunque al minimo ammontano a 50.000 euro. Sulle slot e sulle lotterie istantanee, infine, verrà apposto il messaggio «nuoce gravemente alla salute», come quello che si legge sui pacchetti delle sigarette, questo per avvisare i giocatori sui rischi dell'azzardopatia. I tagliandi delle lotterie istantanee dovranno contenere messaggi in lingua italiana, stampati su entrambi i lati, in modo da coprire almeno il 20% della superficie, e con le avvertenze relative ai rischi connessi al gioco. Apriamo una parentesi su Genova, un aggiornamento sul crollo del ponte Morandi per parlare di un'iniziativa del nostro territorio, perché il comune di Mezzanego organizza una raccolta di beni alimentari a lunga conservazione per sostenere la popolazione genovese sfollata a causa del crollo del ponte. I prodotti saranno raccolti all'ufficio anagrafe del comune e consegnati alla Croce Bianca Rapallese. Si possono portare pasta, olio, passate, prodotti in scatola e così via. E andiamo sul sito dell'ANSA perché arriva la notizia che purtroppo il decesso di una persona rimasta coinvolta nel crollo ha salvato 3 vite. Sono stati infatti trapiantati su 3 persone gli organi di Marian Rosca, camionista romeno di 36 anni, morto all'ospedale San Martino di Genova il 18 agosto per le ferite riportate nel crollo del ponte Morandi. La famiglia ha autorizzato l'espianto e sono stati prelevati 2 reni e il fegato. Quest'ultimo è stato trapiantato a Padova, lo scrive il sito dei romeni in Italia, Rotalineau. Marian era del villaggio di Curti-Soara, nella contea di Gori, faceva il camionista a Parigi e con i soldi guadagnati si era costruita una casa nel paese natale. Contava di sposarsi entro quest'anno. E intanto oggi nuova riunione per quanto riguarda gli sfollati a Genova e un nuovo confronto tra Regione e Autostrada per capire cosa fare per riaprire la viabilità autostradale e garantire anche l'accesso per quanto riguarda la viabilità ordinaria. Intanto ATP fa sapere che l'abbonamento in possesso dei pendolari della Valle Stura permetterà di viaggiare anche sui treni regionali dell'area metropolitana e sui bus urbani di MT senza alcuna spesa aggiuntiva. E questa è la prima risposta che arriva dall'ATP Esercizio nell'affrontare la situazione di emergenza che si è venuta a creare dopo il crollo del ponte Morandi. Per i circa 150 abbonati dei comuni della Valle Stura, ovvero Masone, Campoligure, Rossiglione e Tiglieto, l'integrazione totale tra i 3 vettori non costerà neppure €1. Voltiamo pagina adesso, torniamo in diocesi. Saranno 220 ragazzi e catechisti della diocesi di Chiavari che parteciperanno al pellegrinaggio diocesano dei Cresimati a Roma dal Papa. Lunedì prossimo, 27 agosto, la partenza in pullman dal Tigullio, da Carasco e da Chiavari alle 7, da Seste Levante alle 7:15. La prima tappa a Roma sarà nella Basilica di San Paolo fuori le mura, dove alle 15:30 si terrà l'incontro con un monaco che vive proprio in questa realtà e che si soffermerà sulla figura di San Paolo. Al termine la visita e la messa in basilica. In serata alle 21:30 i giovani saranno coinvolti in un momento di dialogo con Don Toni Drazza, assistente nazionale del settore giovani di Azione Cattolica. Martedì la giornata sarà dedicata alla figura di San Pietro. Alle 10 nella Basilica Vaticana si svolgerà un incontro con l'arciprete di San Pietro, il cardinale Angelo Comastri. A seguire la messa all'altare della cattedra presieduta da Monsignor Alberto Tanasini. Qui i cresimati rinnoveranno la loro professione di fede. Seguirà un tempo per la visita alla Basilica e ai luoghi più belli di Roma. Mercoledì i pellegrini prenderanno parte all'udienza generale in aula Paolo VI, presieduta da Papa Francesco. Dopo il pranzo, il rientro in diocesi. E lunedì prossimo al Villaggio del Ragazzo si terrà un momento di preghiera, incontro e condivisione per ricordare la figura di Elio Garbarino, uomo dal carattere molto coinvolgente e brioso, la cui memoria è rimasta viva nella struttura di San Salvatore dove ha operato per molti anni. Sarà celebrata la Santa Messa, a cui seguirà la condivisione della cena e dei ricordi e in conclusione sarà proposta una commedia dialettale. Sentiamo.
È passato un anno, ma il ricordo di Elio Garbarino, falegname formatore del villaggio del ragazzo, è rimasto indelebile, quasi presente. A ricordarlo nell'anniversario della partenza per il paradiso è proprio la grande famiglia del villaggio. Siamo già a un anno che il nostro Elio Garbarino ci ha lasciati per l'eternità. È per noi giusto, doveroso, bello ricordare un amico, ricordare una persona significativa del percorso del villaggio, che ha incontrato tanti ragazzi, che è stato formatore qui nella falegnameria che abbiamo alle nostre spalle, che con la sua allegria, col suo temperamento ha, diciamo, incoraggiato molti ad essere positivi nella vita e a guardare con speranza un po' alle cose di tutti i giorni, anche a quelle straordinarie. Lunedì 27 agosto alle 19:45 al centro di San Salvatore sarà celebrata la messa di ricordo. Qui seguirà un momento di rinfresco per condividere i momenti trascorsi insieme. Alle 21 la compagnia I Ruspanti metterà in scena la commedia dialettale Vuoi savei chi la inventò pesto? Un modo per evocare il carattere brioso, frizzante e simpatico di Elio. Un accostamento questo ad Elio che ci sta bene, perché lui era brioso, era frizzante, era simpatico, ci teneva alle battute. Allora il gruppo di famiglie che faceva cammino con lui ha pensato che fosse proprio questo un modo bello di ricordare la sua positività e il suo sguardo sempre un po' gioioso di fronte alle realtà della vita. E allora rinnovo l'invito, c'è posto per tutti qui al centro di San Salvatore e che Elio dal cielo ci sorrida e ci benedica. E ricordiamo che le offerte raccolte nel corso di questa serata saranno devolute a Teleradio Pace. Alcuni appuntamenti religiosi, solennità di San Bartolomeo nella parrocchia della Ginestra a Sestri Levante, alla messa alle 21, i vespri presieduti da Don Lelio Roveta. Domani, giorno della festa, messa solenne alle 11, celebrata da Don Pino Carpi. L'Eucaristia è in programma anche alle 18. Anche statale di Ney in festa per San Bartolomeo, domani prende via il triduo di preparazione, alle 17:30 il vespro cantato, alle 18 la messa solenne. Venerdì, sabato e domenica sono previsti momenti conviviali, ad esempio domani alle 21 ci sarà una grande tombolata. Per la parrocchia di San Bartolomeo di Levi è festa patronale. Questa sera alla messa alle 20:30 seguirà il concerto sul sagrato e i giochi per bambini nel campetto. Domani alle 21:15 messa e processione presieduti da Don Paolo Bacigalupo. Al termine serata insieme sul sagrato della chiesa. Voltiamo pagina, ultime rifiniture per le due formazioni, Nazionale Italiana della Solidarietà e Campioni del Cuore, in vista della partita di calcio che si disputerà domani sera alle 20:30 allo Stadio Comunale di Chiavari. Di scena la solidarietà, che avrà una duplice finalità: sostenere le famiglie delle vittime degli sfollati di Genova e contribuire all'ultimazione della casa residenziale per i ragazzi dell'Anfas di Chiavari. Sono ancora disponibili i biglietti, ma bisogna affrettarsi per prenotare. Sentiamo. È pronta la squadra? Ma la squadra scalpita, ma non tanto per giocare, perché è un tantam di aiuto che si sta propagando proprio tra i tanti nomi che io ho chiamato. Gli ultimi nomi che si sono aggiunti alla lista in questa catena di solidarietà? Ma guarda, intanto ho formato di nuovo io una catena meravigliosa, che è quella che era nel Genoa di qualche anno fa, il Genoa di Bagnoli. E quindi abbiamo Eranio, ma insieme a Ruotolo, che sono due grandi campioni del Genoa, Bortolazzi a centrocampo, Claudio Nofri, che ha chiamato ieri sera, dice: ma come, ci sono loro e manco io? No, Claudio Nofri era grande capitano, c'è. Per la Sampdoria invece Marco Lanna e Nick Zanone, unitamente poi a tanti personaggi anche della televisione, Paolo Brosio, Paolo Conticini, Vergassola, Marco dei Controtempo. La popolazione del Tigullio per questo evento benefico deve dimostrare in questo momento di partecipare attivamente, in modo concreto, tangibile e solidale, perché non possiamo essere indifferenti alla tragedia che è successa a Genova una settimana fa e cercare anche di portare a termine l'obiettivo che ci eravamo prefissi prima della gara, riuscire a mettere i ragazzi dell'Anfas nella struttura che in questo momento purtroppo non riescono a entrare per
problemi di agibilità. Manca solo il contorno, il pubblico, che sicuramente sarà numeroso, perché Chiavari, quando si tratta di mostrare generosità, non ha mai fallito, quindi vi aspettiamo veramente tantissimi. E come abbiamo visto dalla coda del servizio, i biglietti per la partita si possono prenotare al Virtus Entella Store in Corso Colombo a Chiavari o facendo una donazione all'associazione Anfas Tigullio Est Onlus attraverso un Liban. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Telepace 1 al canale 15 e su Telepace HD al canale 515. Ancora la cronaca, nella tarda mattinata di oggi è stato rinvenuto un ordigno bellico nello specchio acqueo antistante l'hotel Regina Elena, siamo nel comune di Santa Margherita Ligure. Si tratta di un oggetto della lunghezza di 80 cm e del diametro di 30, posizionato su un fondale di 8 metri ad una distanza approssimativa di 40 metri dalla costa. Sono state firmate le ordinanze di interdizione dello specchio acqueo e delle aree a terra costruenti la cornice di sicurezza per isolare l'ordigno ritrovato. Nella mattinata di domani si provvederà allo spostamento per il successivo brillamento al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni previste. I titolari degli stabilimenti balneari nel litorale interessato devono prestare la massima attenzione per evitare l'ingresso dei propri clienti nelle aree oggetto di interdizione, sempre al fine di garantire la sicurezza delle operazioni di rimozione del residuato bellico. Il sindaco ha firmato un'ordinanza che prevede la chiusura temporanea in via precauzionale della strada provinciale 227 al traffico veicolare per il tempo strettamente necessario al spostamento dell'oggetto. Prosegue il nostro viaggio tra i ragazzi che dedicano una parte delle loro vacanze ai campi estivi parrocchiali. Questa settimana la rubrica Estate Giovani ci porta a Villa Noce con i giovani di San Pier di Canne e al villaggio del ragazzo per i giochi insieme. La puntata sarà trasmessa questa sera alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15. Vediamone un'anticipazione. Come è organizzato il centro estivo? Da quanto tempo è iniziato? Allora, intanto il centro estivo diciamo che è proprio una tradizione del villaggio del ragazzo, da quando è nato il villaggio del ragazzo. Poi noi lo stiamo realizzando qui presso il centro di San Salvatore per tutti i bambini che sono della zona con attività diurne. Quanti sono i ragazzi e quanti gli animatori? Allora, i ragazzi sono iscritti diciamo 115 e abbiamo un consistente numero di animatori, sia uno staff diciamo stabile che appunto svolge le attività anche organizzative di coordinamento, sia altri animatori che si aggiungono nell'estate proprio per avere l'attenzione e la cura necessaria per tutti i bambini. Qual è il tema del campo? Il tema del campo è fare un po' insieme un'esperienza di fraternità, vivendo un po' insieme, vivendo un po' quei momenti che fanno parte della vita quotidiana. Può essere il momento di preghiera, il momento di ascolto, il momento del gioco, il servizio e direi proprio lo stare insieme, direi riscoperto attimo per attimo. E il campo ci dà la possibilità di vivere insieme una settimana o per i più piccoli alcuni giorni, comunque che sono di un'esperienza forte per dei ragazzi. Come mai ci si diverte al campo? Perché magari sei lontano da casa e fai nuove esperienze e conosci altra gente, poi hai animatori che sono sempre molto organizzati con giochi e quindi ti diverti comunque.
E i campi estivi vedono coinvolti anche tantissimi animatori che scelgono di dedicare un periodo della loro estate a questo servizio nelle parrocchie della diocesi. Molti tra questi hanno iniziato da poco l'esperienza educativa e proprio a loro è rivolta la 2 giorni di verifica promossa dal settore giovani dell'Azione Cattolica Diocesana. L'iniziativa Verifica l'estate è aperta a tutti i giovani animatori che frequentano le scuole superiori e si svolgerà nella parrocchia di Gesù Risorto a Cavi Arenelle i prossimi 3 e 4 di settembre. L'idea è quella di partire dall'esperienza vissuta per una personale verifica del servizio svolto al campo, regalandosi un tempo di sosta e di fraternità. L'avvio sarà alle 18 di lunedì 3 settembre. Per le iscrizioni si può fare riferimento ai propri parroci oppure contattando il numero 335 5643 446. Un appuntamento domani sera sul sagrato della chiesa di San Giorgio di Moneglia. Si terrà il concerto del Collegium Vocale Moniglia insieme all'orchestra Proarte che eseguiranno lo Stabat Mater di Gioacchino Rossini. L'evento rientra nella rassegna festival Aria ad Opera, giunto alla 13ª edizione. L'inizio alle 21:30 e davanti alla chiesa di San Giorgio di Moneglia. Adesso nella nostra agenda altri appuntamenti per domani. Appuntamenti in agenda per venerdì 24 agosto. Il mercatino dell'Hobbistica sarà dalle 18 sul lungomare di Deiva Marina. Alle 19 aperitivi in giardino a Casa Carbone di Lavagna. Al via la 48esima edizione della Sagra del Fungo Porcino a Tavadone di Maisana. Alle 19 apertura degli stand gastronomici. Dalle 21:30 serata danzante. Nell'ambito del Favale Wild Festival 2018 di Favale di Malvaro, Gioacchino Costa porterà sul palco lo spettacolo musicale Sottopelle Sottoterra Tour. Dalle 19 saranno aperti gli stand gastronomici. Alle 21, nella Biblioteca del Mare di Riva Trigoso, l'Associazione Culturale Senza Pretese reciterà uno spettacolo dialettale. Serata di ballo liscio in Colmata Mare a Chiavari, con musica dal vivo a cura dell'orchestra Robbie Balera Band. Inizio alle ore 21. Prosegue la rassegna di teatro dialettale Elio Rossi, all'Auditorium San Francesco di Chiavari. Alle 21 lo spettacolo della compagnia teatrale Gli Amici di Enzo. All'Arena Conchiglia di Sestri Levante, penultimo appuntamento della rassegna estate 2018. Alle 21 omaggio a Luigi Tenco, a 50 anni dalla sua scomparsa, a cura della compagnia Assemblea Teatro di Torino. Ritorna al Santuario del Santissimo Crocifisso di Borzonasca il Festival Organistico Internazionale Armonie Sacre percorrendo le terre in Liguria. Inizio alle 21:15. E infine il Santin Jazz a Santa Margherita Ligure in Piazza Caprera. Alle 21:30 si esibirà la band Swingfield Connection. In chiusura una notizia di sport. Il presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini, ha respinto la richiesta della Virtus Entella di rinviare l'inizio del campionato di Serie B. Impossibile impugnare una sentenza di cui non vi sono ancora le motivazioni, queste le parole di Frattini. La società chiavarese aveva chiesto di rimandare l'inizio dei campionati di Serie B e Lega Pro per permettere alla giustizia sportiva di prendere provvedimenti in merito ai presunti illeciti di altre società. Tutto rinviato dunque alla riunione della Lega il prossimo 7 di settembre. Ed è tutto per questa edizione di Tigulli Oggi. L'informazione torna domani 12:45 con la prima edizione del TG13. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.